con la flick flock dei bersaglieri entra la Femice Z Rugby Rovigo Delta. Signori, benvenuti al Derby d'Italia, stadio Mario Battaglini. Anche un buon numero di persone presenti e qui la pelle d'oca sale, attenzione, tutti occhi lucidi, tutti si sfregano le mani, questo è il derby. Per Rovigo, Cicchinelli non contesta intanto il Petrarca, cerca di formarsi il raggruppato penetrante rosso-blu, siamo dentro i 22. Petrarca probabilmente si concentra più sulla difesa che sullo scippo, perlomeno c'è il primo stop intanto per l'arbitro Liperini, perché bisogna usare questo vale in qualche maniera. C'è un vantaggio e comunque su A se non sbaglio. Stefan Basson si concentra per sbloccare lo score qui allo stadio Mario Battaglini. Parte Stefan, c'è un forte vento che penalizza il calcio del neopapà Stefan Basson. Non hanno dato molto, però Miniti Ippolito ci prova il calcio. L'eventuale corsa petrarchina, in realtà riceve l'ovale Jacques. Questo vale, c'è un vantaggio Rovigo, gioca con Edo Ruffolo, altra fase Lucio Rodriguez, Roscoe McCann, viene Petrarca dentro, ancora i bersaglieri, c'era un cambio diverso, c'è un d'Italia, il silenzio dello stadio. Stefan Basson infila l'H, si sblocca il risultato dopo mezz'ora, pronto a ricevere l'ovale, a strappare l'ovale, lo prende con Forti, in realtà cambia immediatamente l'asse, Petrarca va in meta, sta giocando in favore di vento, anche se ovvio che disturbi. Vediamo Miniti Ippolito, grande trasformazione di Miniti Ippolito, 7-3 del Petrarca. Alberto Chillone, Lucio scoppia l'ovale, attenzione, gara di velocità tra Simone Rossi e Enrico, Simone Rossi riesce a bruciare Enrico, attenzione, Simone Rossi sta andando in meta, no, non c'è la meta, senza fare nulla dal punto di vista dello score, e poi in questi 9 minuti di gioco insomma abbiamo visto delle bellissime cose. Petrarca 14, Rovigo 3. Buona la stabilità, Rovigo ha preso, Eh sì, avanza Rovigo, sta avanzando ancora Rovigo, pallone tra i piedi di Cicchinelli, certo. Meta di Cicchinelli. Grandissima questa dimostrazione di forza, dimostrazione di compattezza del pack rosso-blu in un momento di difficoltà. Adesso Rovigo cercava appunto quel click come dicevi tu e Stefan cerca i 2 punti e trova i 2 punti. Mamma mia che scontro con Edo Lubian, però di spalla secondo l'arbitro. C'è un vantaggio ma l'ha sentita Edo Lubian, io credo che... È dolorante a terra Edo Lubian con vantaggio. Gli ultimi 20 minuti. Stefan Basson, la rincorsa. Via. Fila l'H Stefan, -1 Rovigo. Si è riaperto il match decisamente. 3 punti importanti, così è al 29esimo. Momenti intensi di questo match. E qui la disciplina. No, e probabilmente anche Bordonaro entra al posto di Jacob. Stefan Basson. Wow, non entra. Ci prova Jacques Monberg. Una Montariol per Jacques Monberg. Proviamo a giocarla, Lucio Rodriguez, Leo Mantelli. Teniamola lì, non rischiamo. Basson che va a pulire un punto di incontro, non l'ho mai visto in 10 anni. Ancora Edo Lubian. 2 minuti al termine del match. La pressione, attenzione, placcaggio alto su Alberto Chillon. Momenti concitatissimi. Qui si deciderà il 158esimo derby d'Italia. La clessidra scorre, la sabbia va. Inesorabile come sempre. Eccola lì. Vediamo Rovigo. 1 metro, 2 centimetri, 5. Qua si fa fatica a capire. Le mani su il pick and go di Lubian, però c'è Alberto Chillon, la meta di Alberto Chillon! La meta di Alberto Chillon! La meta di Alberto Chillon! Eccola là. Un Alberto Chillon alla
la conversione. Parte Stefan, la mette, è dentro, la mette, più 3 Rovigo su Petrarca. Muovono Nicola, Menniti, Favaro, Fadalti. Vediamo cosa aspetta alla bandierina alta il giudice di linea. Cioè la decisione di Liperini in base a quello che il suo assistente gli sta dicendo, e poi si va a vedere quali saranno i provvedimenti che verranno presi. Placcaggio alto del Rovigo, Sua all'introduzione, attenzione, Sua prova lui, riesce a far strada Sua. Petrarca insidiosissimo, altro calcio di punizione. Nel terzo posto, e probabilmente lo faranno, qui si gioca veramente C'è dei playoff eccezionali. pareggio allo stadio Mario Battaglini, 20 pari. Incredibile, Sì. Dal placcaggio di Fadalti che ha fatto scoppiare il Battaglini al calcio di punizione giocato 2 volte, che adesso